Benvenuti, con Borghi d'Italia non potevamo festeggiare in modo migliore i 150 anni dell'Unità d'Italia. Siamo a Teano, in provincia di Caserta, a 195 metri sul livello del mare, 12.500 abitanti, famosa per l'incontro il 26 ottobre del 1860 tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Ma Teano non è soltanto questo, perché ha origini antichissime, addirittura Teanum Sidicinum risale al IV secolo avanti Cristo, quindi saranno tante le cose da scoprire in questa puntata. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio, semplicemente, e quindi iniziamo con il primo cittadino. Teano è una città stupenda che affonda le sue radici storiche in tanto tempo fa. È una città che ha una storia incredibile, che parte dalla romanità, che parte da presenze straordinarie che sono radicate nella sua struttura, che man mano vengono portate alla luce con impegno anche da parte di altre autorità. È di brevissima scadenza, di brevissimo termine, la conclusione che ha portato al rifacimento del teatro romano di Settimio Severo, che è una vestigia assolutamente importante nella storia della nostra città. Presenta dal punto di vista delle attrazioni una serie di questioni che sono più vicine a noi, in particolare come quella che riguarda la storia di Garibaldi, che è stato praticamente in queste nostre contrade, dove ha incontrato il re Vittorio Emanuele II, che scendeva dal Piemonte proprio per dare una mano dal punto di vista formale a Garibaldi, ma dal punto di vista sostanziale era quella di occupare di fatto queste nostre contrade. Garibaldi è stato testimone di questo impegno diretto, tant'è che proprio in queste contrade, a distanza di 5 chilometri dalla città, ha visto questo incontro, questo re d'Italia, che è stato il primo personaggio importante incontrato da Garibaldi stesso, nel momento in cui è stato poi deciso, nei fatti, che Garibaldi dovesse separarsi dal re stesso. Quindi è stata una continuità veramente straordinaria, che ha portato la nostra città al ruolo di protagonista importante della storia stessa. Il gonfalone è rappresentato da quest'aquila che è possente, da questo re degli uccelli, che con questa sua straordinaria portanza impegna con le sue zampe queste torri di questa città. Sono tante le chiese di Teano, il patrono è San Paride Vescovo, primo pastore del centro, che è anche sede vescovile, ma adesso andiamo a scoprire la cattedrale con il parroco. La cattedrale attuale ha una storia abbastanza lunga. Risale la nostra cattedrale, così come attualmente la vediamo, al 1957. Dopo i bombardamenti che
ebbe la città di Diano nel 1943, dopo 12 anni di lavori continui. La chiesa cattedrale fu riaperta al culto dei deanesi il 3 agosto 1957. Il primo luogo dove i cristiani si riunivano per la preghiera è la chiesetta che si trova giù al Savone, cosiddetto, un piccolo fiumiciattolo. E questa chiesa si chiama attualmente San Paride ad Fontem. Perché San Paride ad Fontem? Perché c'era una fontana, quindi c'era acqua. E San Paride perché? San Paride perché la chiesa fu utilizzata dai cristiani insieme al sacerdote che officiava, che si chiamava Paride. Quando San Paride morì, i cristiani lo seppellirono all'interno della cinta muraria. Sopra questa tomba, dopo un po' di tempo, fu costruita una chiesetta che è chiamata attualmente Memoria, la memoria, cioè un luogo per ricordare la tomba di San Paride. La vicenda un po' di questa chiesa non è ben chiara, comunque nel 1062 la città di Diano fu incendiata dai Normanni e quindi anche la nostra piccola chiesa che si trovava in questa zona. E il vescovo Pandolfo ebbe poi a costruire una seconda chiesa abbastanza grande che è l'impianto attuale come spazio. Che cosa rimane della antica cattedrale? Rimane il pulpito ligneo, rimane questo arco trionfale, rimane il bellissimo crocifisso che si trova in fondo all'abside, dell'autore è Oderisi. Rimane il lampone. E non fu toccato il cappellone di San Paride, dove attualmente c'è l'urna che contiene le ossa del santo patrono. San Paride è venuto intorno nella metà del IV secolo, all'inizio del IV secolo, dalla Grecia. Questo giovane cristiano che sentì dentro la vocazione all'annuncio, giungendo qui nella zona a Teano, incontrò un gruppo di persone, era una processione che andavano giù al Savone ed era un culto pagano. Allora Paride capì che bisognava rievangelizzare il popolo di Teano. E qui siamo all'interno del Teatro Romano, uno dei più belli della Campania, ma andiamo ad incontrare l'assessore alla cultura che ci parlerà delle manifestazioni più importanti di Teano.
La nostra attività di manifestazione inizia dalla primavera attraverso la settimana della cultura dedicata al nostro poeta Tanzillo. Dopodiché si inizia una serie di manifestazioni musicali a partire dal Teano Jazz, che l'abbiamo generalmente nella prima decade di luglio, per poi arrivare a valorizzare ancora di più il nostro teatro romano con le manifestazioni intitolate I Teatri di Pietra. Saranno 5 anni a questa parte che abbiamo istituito questo museo garibaldino proprio in visione dell'ultimo periodo storico che ha riguardato la nostra città, che è quello dell'incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Abbiamo diverse associazioni che operano sul territorio e sono creative e molto impegnate, quindi oltre alle associazioni abbiamo anche un istituto, l'Istituto Alberghiero, che quantomeno si fornisce un valido sostegno sia sotto l'aspetto di rappresentanza, perché ha vari settori, lo turistico, alberghiero e quant'altro, quindi come presenza, e anche per l'Istituto Lisis, che con i suoi ragazzi ci fornisce elementi durante in particolar modo le manifestazioni, che fanno da ciceroni, che illustrano la città ai visitatori che vengono per questo periodo.